Grazie. Ciao. Siamo con il dottor Modica e a lui chiediamo un po' com'è andata questa mattinata di prenotazioni per la fascia 60-69 e anche qual è un po' la differenza rispetto alle fasce precedenti. Ecco, la giornata si è svolta molto bene, c'è stato un afflusso molto buono, anche superiore in confronto alla fascia dai 70 agli 80. E per quanto riguarda la calendarizzazione degli appuntamenti, ad aprile non si vaccineranno, giusto, i sessantenni? No, sinceramente no, stamattina le prenotazioni sono incominciate con l'8 di maggio circa, ecco. Abbiamo incontrato una delle persone che in farmacia è venuta per prenotarsi appena potuto e quindi le chiediamo insomma quanto attendeva questo giorno e se non è preoccupata quindi per il tipo di vaccino. No, l'attendevo proprio con ansia perché io credo alla scienza e sono sicura che mi farà bene, mi farà bene. Devo aspettare ancora un mese purtroppo perché la prenotazione ce l'ho solo il 19 maggio e niente, ci spero tanto perché questa è l'unica soluzione. È stanca insomma anche di stare chiusa e Sì. che tutto sia chiuso, Sì, c'è voglia di tornare a è lavorare. l'unica soluzione per vivere bene, fare tutte le nostre cose senza paura. Sono stufa di queste mascherine e via, mi piace uscire, insomma, ecco. Siamo con la dottoressa Antonella Colutta, a lei chiediamo un po' come sta andando questa prima giornata, queste prime ore di prenotazione per la fascia 60-69. E diciamo che va bene bene, non ci sono stati intoppi informatici per cui continuiamo a ricevere prenotazioni, persone anche in questo momento sono in coda, però riusciamo a prenotare per tutti. Ci siamo spostati avanti con le agende, cioè parliamo di fine maggio in questo momento, speriamo che si aprano altre possibilità un pochino prima, ecco. E rispetto alla fascia, quella d'età superiore, ha notato un pochino più interesse per la fascia 60-69? Assolutamente sì, e soprattutto chi si è venuto a prenotare stamattina non ha chiesto nessuna informazione ulteriore, cioè sono consapevoli che il vaccino sarà AstraZeneca, che va bene uguale, sono assolutamente complianti come si dice, va bene così. E questa volta nessun intoppo nel sistema informatico? Ah, no, per fortuna no, speriamo che vada avanti così. Ultima cosa, come valuta un po' l'andamento di questa campagna vaccinale con il coinvolgimento delle farmacie? Credo che veramente non è ancora consuntivo, ma che siamo indispensabili in questa campagna vaccinale. Speriamo di riuscire ad aiutare il sistema sanitario a vaccinare, perché altrimenti alle 10.000 dosi giornaliere credo sarà impossibile arrivare.